amici! Benvenuti a Senza Skate! Ma sai Carlo che questo Senza Skate lo sento proprio come se fosse un bambino nostro! Una nostra creatura, Sì. un figlio! Figlio. E da quando c'è Senza Skate, appunto, le settimane volano! Sì, come tutto è volato da quell'attimo meraviglioso in cui sei tornato a casa per la prima volta. Con tuo figlio in braccio. Lo guardi, lo coccoli, lo metti nella culla. Lo baci, dai un bacio a tua moglie, vi guardate felicissimi. E sarà l'ultima volta, perché da quell'attimo Altro che mangia, prega e ama. si entra nel periodo mangia, dormi e cacca. Perché tuo figlio per i primi mesi non farà altro che questo, no? Amore Edo, sarebbe da cambiare, fai tu? Sì, vediamo quanta cacca ha fatto questo bambino! Senti che puzza, quanta cacca! Cacca santa! E adesso facciamo una bella foto di questa caccone e la mandiamo ai nonni! Evviva Edoardo! E adesso la mamma ci porta il pannolino! E intanto il papà va in farmacia a prendere la pomata per il culetto. E poi la mamma ti fa fare il ruttino! E metti il ciuccio e togli il ciuccio. E quando torna il papà ti pesiamo sulla bilancia nuova! E poi una bella poppata e il pannolino. E una bella poppata ed il ruttino! E poi tagliamo le unghiette e assaggiamo la pappetta nuova. E una bella poppata ed il controllo dal pediatra! E poi il bagnetto, il ruttino, il pisolino. Amore, Edo, sarebbe da cambiare, vai tu! Ancora? Ma quanta cacca può fare un bambino? E ormai sei uno zombie. Dormi 1 ora e 20 a notte. E vorresti avere un po' di tempo per te. E vorresti andare dalla parrucchiera. E Dall'estetista. fare una passeggiata. Ma chissà quando succederà. Ciao! Ciao! Guarda! Ma quanto è cresciuto dall'ultima foto che mi hai mandato? Hai visto? Ti crescono sotto gli occhi in un attimo, Mamma mia, siete in passeggiata? Sì, beh, con questa bella giornata di sole abbiamo detto era un peccato rimanere a casa, così abbiamo detto andiamo al parco, così lui fa 2 belle corse, si dà una sfogata e via. Guarda, hai fatto bene. Se sapevo che eri qui oggi, ti portavo quei vestitini che ti avevo promesso l'altro giorno. Non ti preoccupare, perché non sapevamo se venivamo, no? Stanotte ci ha fatto diventare matti. Sì. Ha pianto per 2 ore. Che stia facendo i dentini nuovi? Ciò può essere perché sbava tanto, Beh, non preoccuparti perché anche lui stanotte ha combinato la sua. Oh, sì? Ha vomitato sulla pancia del papà. Ma perché? Ma dorme a letto con voi? Sì, lo so che non si dovrebbe perché sennò poi dicono che non te li togli più, ma cosa vuoi? Quando inizi a piangere la notte, guarda, ti spezza il cuore. Caro. Beh, siete pronti per il secondo adesso? Un altro? No, guarda, ci piacerebbe, ma proprio non ce la facciamo. Tu piuttosto che avete quella bella casa grande col giardino. Beh, guarda, lascia perdere il giardino perché ogni giorno mi porta qualche cosa, Sì? Ieri mi è entrato in casa con un topo in bocca. Ah, beh, guarda, anche noi siamo tanto preoccupati perché lui in questo periodo è in calore. Ah no, noi l'abbiamo fatto castrare, No, amore, vedete, sbagliarsi È un attimo. Vieni qui, amore. Vieni. Dai i biscottini al tuo compagno. Dai. No, non sopra. Seguiteci. Ma no, così. qua. Seguiteci sui social. Oltre che su Antenna 3, Sul nostro profilo, pagina Facebook, sul nostro profilo Instagram canale YouTube. e sul nostro sito carlogiorgio.it, ma mettiamo tutto e chi Adesso più ne ha- seguiteci. Adesso seguiteci. Ma non adesso. Ma non è